Buongiorno cari amici e ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia. Vediamo le previsioni per oggi, 23 febbraio, domenica, e cosa ci possiamo aspettare un po' dalle costellazioni di questo giorno. Prima di cominciare però vi invito come di consueto ad iscrivervi al mio canale YouTube se ancora non lo avete fatto e di iscrivervi al canale YouTube del Marietto Veneziano. Grazie. Questa giornata si apre con la visita della Luna attraverso la costellazione Gemelli, seguita dalla costellazione Scorpione. La Luna oggi attraversa ben 11 costellazioni e l'influsso della giornata è sorretto comunque anche dalla presenza del dominatore Sole, quale appunto dominatore del giorno di domenica. Abbiamo dunque questi dati su cui fare l'analisi della giornata e valutare anche che attraverso queste 11 costellazioni la Luna passa 2 volte nella costellazione Bilancia e 2 volte nella costellazione Cancro, tra l'altro alternate tra loro, Libra-Cancro, Libra-Cancro. Dunque abbiamo alcune caratteristiche che lasciano assolutamente ritenere che la giornata non è delle migliori, non sarà una giornata scoppiettante, sarà una giornata che invece darà problemi a vario titolo, in molte modalità, avrà comunque un momento particolarmente fortunato, ci sono 3 costellazioni veramente valide, una in fila all'altra, pertanto diciamo che tarda mattinata sarà sicuramente un momento molto bello, molto positivo e la cosa poi andrà un po' a desiderare invece nel resto della giornata. Dunque la giornata ha sicuramente un esordio leggermente incespicante con qualche ostacolo, proseguirà bene fino a tarda mattinata, anche primissimo pomeriggio, poi andrà a scemare e a guastarsi un po' sul finire. In che modo va a guastarsi? Intanto con problematiche collegate sicuramente ai rapporti e alle relazioni. Se non è questo, sono problematiche legate alla salute, in particolar modo una debolezza probabilmente a livello dei reni, surrenali, questa fascia comunque della schiena medio-bassa, avremo pure qualche difficoltà di stomaco, fastidi al petto, questo se dovessimo interpretarlo da un punto di vista fisiologico, fisico, oppure altalenanza veramente di emozioni che sul finire della giornata possono sicuramente magari accrescersi in qualità di pensieri non magari bellissimi e non proprio dei migliori, c'è un po' di pessimismo andante. È però pur vero che il governatore Sole per questo giorno raddrizza un po' il tiro, porta magari delle energie diverse e un po' di ottimismo in più, perché se fosse una giornata del genere con un altro dominatore, un altro governatore del giorno, magari sarebbe veramente un giorno da cancellare dal calendario. Oggi diciamo che il sole raddrizza un po' il tiro. È chiaro che qua si parla di spostamenti, di viaggi, qualcuno sarà in viaggio con la valigia nelle mani, qualcuno va, qualcuno torna e probabilmente chi torna non è tanto felice di tornare e forse questa è la motivazione per cui il fine della giornata è un po' così così, un po' sul triste. È possibile anche che in questa giornata qualcuno abbia un episodio di ricaduta, se era stato poco bene nei giorni precedenti e aveva recuperato, oggi potrebbe di nuovo essere sottotono, oppure attenzione proprio alle cadute, perché no, potrebbe anche capitare questo. Comunque è una giornata che, ripeto, ha un'escalation verso la tarda mattinata e poi tenderà appunto a involversi e a essere meno favorevole. Tra l'altro abbiamo la Luna che si fa nuova proprio oggi nel pomeriggio e
che comunque sarà in pesci, entrerà in pesci, pertanto diciamo che è sicuramente una giornata che comunque è favorevole per i sentimenti, per la cura del sé, per scambiarsi dei doni, è una giornata comunque che ha qualche caratteristica positiva, però la fortuna non eccelle in questo giorno, dunque non prendiamo decisioni affrettate oggi, non pianifichiamo nulla di che oggi e concentriamoci più che altro sul mantenere i rapporti sereni e armoniosi con il proprio partner o con alcuni membri della nostra famiglia. Bene, detto questo, io vi ringrazio per avermi ascoltato fino qui e vi rimando alla prossima condivisione. E mi raccomando, tornate a trovarmi qui su questo canale. Un grandissimo abbraccio dalla vostra Hilde. A presto.